E bentornati al Pala BFC per questa 13ª giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera ospiti a Conegliano, basket femminile Montecchio Maggiore. Andiamo alla presentazione delle squadre. Per la squadra ospite con il numero 4 Milena Barufato, 5 Vittoria Maculan, 7 Martina Brazzale, 8 Diana Tognazza, 9 la capitana Nicole Longhi, 11 Fatima Jarawi, 12 Arianna Rigele, 14 Irene del Frate, 22 Beatrice Fini, 23 Valerie Nortei, 25 Anna Capuzzo, capoallenatore Andrea Callegaro, accompagnatore Pierangelo Folco. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 7 la capitana Claudia Amadiglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 16 Giorgia Zanardo, 17 Giulia Tronchin, 18 Marta Maschietto, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 26 Emma La Gemma Daidone, 40 Veronica Antonello, capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Leonardo Bresolin di Preganziol e Riccardo Morao di Ponzano. Una buona partita e una buona festa di liberazione a tutti.
Buonasera, Conegliano Veneto. Oggi ci giochiamo la 13ª partita di ritorno del campionato di Serie B femminile. Qui ospiti a Pala BFC c'è Montecchio, una squadra che ha fatto un campionato probabilmente anche al di sopra delle aspettative, è andata molto bene, a 28 punti, quindi insomma è molto vicina al gruppo di testa e quindi oggi prenderà bravissima. Dall'altra parte c'è una BFC che oggi potrebbe giocarsi qualcosa di importante, insomma lo diciamo un po' sottovoce, però non possiamo evitare di dirlo, anche perché a scuola ci hanno insegnato la matematica e a quanto pare se oggi BFC riuscisse a portare a casa il bottino pieno dovrebbero essere playoff. È chiaro che lo dobbiamo dire pian piano, però è una grande occasione. Di fatto la matematica dice questo, in quanto la nostra inseguitrice che è Cusignacco questa sera riposa, abbiamo 2 punti di vantaggio, andremo a +4 e poi resterebbero ancora 2 giornate da giocare, ma abbiamo gli scontri diretti a favore. Però intanto la partita è iniziata, dicevi appunto Montecchio Maggiore, al di là del fatto che è una società con una tradizione di pallacanestro, soprattutto pallacanestro femminile incredibile. Società credo che sia stata fondata all'inizio degli anni 70, ma ha fatto diversi anni in A2, anche un paio d'anni in A1 e appunto tu dicevi sì, campionato assolutamente al di sopra probabilmente delle aspettative, è stata ripescata lo scorso anno e invece si trova comunque a metà classifica con 28 punti e soprattutto bestia nera per Conegliano, che all'andata ha perso in quel di Montecchio con 6 punti di svantaggio dopo un finale anche abbastanza concitato, però restando sotto per tutta la partita. Quindi partita assolutamente difficile questa sera, sia per l'avversaria molto molto pericolosa, sia per la posta in palio. Tanto è sponchiato andare a spendere il primo fallo su Nicole Longhi, la capitana, che avrà 2 tiri liberi. Nicole Longhi che si è subito distinta in questo inizio di partita che ha portato i pericoli più grossi per Conegliano. È stato un ottimo gioco a 2 con Martina Brazzale, entrambe comunque vantano settori giovanili importanti, Lupe e Schio, e quindi sì, questa squadra è infarcita di talenti provenienti appunto da San Martino di Luperi e da Schio, e poi c'è il gioiellino col numero 23 Valerie Nortei, atleta del 2009, che viaggia a quasi 10 punti di media. Allora, noi oggi abbiamo il Pala BFC che non è proprio pieno e ce lo aspettavamo perché comunque è una giornata di festa, sono giornate di ponte e quindi questa cosa ci sta, ma dentro c'è veramente un chiasso incredibile e l'hai chiamata Fabri e lei ha risposto subito, presente. Nortei subito da 3 punti. Mi avete fatto saltare la giornata del 25 aprile e io vi punisco così. Si lotta, rimbalza dall'altra parte, Boccalato con le sue lunghe leve a recuperare questo pallone, questo possesso ulteriore per gli FC, e poi la capitana che va a scheggiare il ferro. Ci eravamo illusi per un attimo, sì. Ma sarebbe stato veramente un ingresso troppo veloce del pallone nella rettina. Allora, dicevamo appunto, il Pala BFC non è pieno, c'è un chiasso incredibile, c'è tantissima motivazione da parte del pubblico nel spingere appunto le ragazze della pallacanestro femminile Conegliano per questo traguardo, però insomma dall'altra parte c'è una Montecchio, ripetiamo, veramente pericolosa, che è già sul +4, sul +5. Sì. L'imponenza di Anna Capuzzo con il suo 1,90 m e con tutta la sua fisicità, che va a rimbalzi in attacco e poi appoggia da sotto, subito in contropiede Brazzale, poi ancora Nortei da 3 punti, sbaglia questa volta. Dicevi giustamente, la posta in palio sarebbe un risultato assolutamente storico ovviamente per Conegliano, qualificarsi a questa finale nazionale, diciamo così, questa finale a 16 che tra l'altro verrà organizzata nelle palestre di Codroipo e Latisana. Si riuniranno le migliori 16 squadre di tutta Italia degli 8 gironi della Serie B italiana,
per giocarsi i 3 posti disponibili per salire addirittura in Serie A, in Serie A2. Quindi ovviamente le prime 2 e poi la vincitrice del finale terzo quarto posto. E intanto è Boccalato ad andare a segnare dai 3 punti per il 7-5. Sì, molto bene qui Boccalato, aveva già provato prima il tiro da 3 quando nella precedente azione d'attacco Conegliano si era trovata ad attaccare solo con 3 giocatrici perché Maschietto e Martone erano rimaste bloccate in difesa, ma adesso ancora Boccalato con una grande stoppata che riesce a interrompere l'azione di Montecchio. Lavoro incredibile di Marta Maschietto in difesa su Anna Capuzzo che sbaglia. Allora, Ma poi sì. l'ultima a toccare giocatrice di Conegliano però Sì, è erano stata scaduti- Claudia Mabiglia che stava quasi per recuperare la palla, ma col piede ha toccato la linea di fondo. C'è un po' di agitazione qui nell'asse Minincleri, padre e padre del padre, sì, perché c'era sta dicendo che erano scaduti in realtà sì, 24 i 24 secondi. Esattamente, è quello che sostengono coach Mincleri dalla panchina e il suo papà dalla tribuna. E Armando dalla tribuna. Ospite Però- sempre d'onore al posto, la poltronissima Parterre Gold. de Roi al Pala BFC. Allora Fabri, devo dirti, approfittiamo di questo momento per continuare a cazzeggiare un attimo. Mi hanno chiesto che capienza ha il Pala BFC. Allora tu non devi rispondere adesso perché vogliamo che da casa provino a dirci qualche numero e ovviamente Come i chi segni di Raffaella Carrà. chi si avvicinerà di più vincerà uno spritz offerto da me e Fabrizio. E intanto si dispiega bene in contropiede il basket femminile Conegliano e Serena Marton a arrestarsi e poi Amabiglia dai 3 punti dalla sua piastrella per il sorpasso 8-7, 5 punti per il capitano Claudio Amabiglia. Pressione poi di Magic Giorgia Zanardo, dall'altra parte Del Frate dai 3 punti che sbaglia e È un lascia buon uscire tiro la aperto palla. questo Sì. di Del Frate, la palla è uscita di poco. Devo dire che Fabri, come dicevamo, Montecchio sta giocando questa partita e mettendo anche un po' in difficoltà Conegliano. Conegliano per fortuna è riuscita a trovare un break con 2 tiri da 3 punti che le hanno permesso di respirare e adesso press, difesa alta da parte di Montecchio e primo fallo. Sì, è di stata squadra. brava Ros Boccalato a far vedere bene il contatto di Nortei, guadagnarsi un fallo e poi va ancora ad attaccare la giovane giocatrice vicentina, rimbalza in attacco, bravissima Marta Maschietto dopo l'errore di Ros Boccalato per il 10-7. Sì, quindi Nortei gioca molto interessante perché veramente con le mani cerca di ostacolare in ogni maniera possibile il gioco di Conegliano. C'è subito marcatura fissa su Ros Boccalato. Adesso Serena Marton dall'angolo, anche lei dai 3 punti. E coach Andrea Callegaro è costretto a chiamare time out. Ovviamente ancora una volta Conegliano sta cercando di forzare i ritmi, soprattutto perché giocatrici come Anna Capuzzo probabilmente sui 28 metri non riescono a tenere ritmi coneglianesi, però in realtà il vantaggio è frutto anche della precisione dall'arco Esatto. che abbiamo avuto in questi primi minuti. Abbiamo già visto in passato partite in cui il tiro da 3 punti nel bene e nel male può veramente cambiare le sorti della partita, nel senso che quando iniziano a entrarti le bombe una dietro l'altra oppure a uscire sempre, insomma, è sicuramente un fattore determinante. D'altra parte vorrei sapere secondo te cosa potrebbe pensare Dan Peterson, lui che è contrario al tiro da 3. Coach Dan ultimamente si è in effetti espresso molto negativamente su questa tendenza esasperata in realtà sia in NBA ma anche nei campionati europei a cercare il tiro da oltre l'arco, ma d'altra parte anche qui è un fatto di matematica. Sì, beh, è un fatto anche che è un'arma, diciamo, per attaccare un certo tipo di difesa, Fabri. Per cui sicuramente penso
che nella dinamica della partita saper dosare bene i momenti in cui forzare da 3, i momenti in cui invece cercare di attaccare il canestro sia determinante per... No, certo, bisogna capire che comunque il gioco si è evoluto in questi anni, tra l'altro a livello FIBA è stato anche spostato l'arco di mezzo metro, perché fino al 2009, credo 2009-2010 era 6,25, è stato arretrato, non è cambiato molto, anzi la tendenza a aumentare le percentuali di tiri presi dai 3 punti, ma anche le percentuali di realizzazione ha continuato ad aumentare, perché comunque i giocatori e le giocatrici si sono adeguate. Il vantaggio è che il gioco si è aperto molto, creando anche degli spazi sotto canestro, creando degli spazi per le penetrazioni. Fabri, nella tua statistica con la quale arrivi sempre preparatissimo, di solito mi metti anche l'annata di nascita delle ragazze, soprattutto diciamo delle squadre ospiti, no? Che non vedo qui. Allora indovino, secondo me Brazzale anno 2007. Brazzale del 2004 in realtà. No, ma io l'ho già vista a qualche torneo, Fabri. Forse almeno qui sul referto di gara proprio ce la danno. 2004. Indagheremo. Magari mi sto confondendo. Ancora Capuzzo a fare veramente il vuoto dentro l'area. Beh sì, Capuzzo sa usare molto bene l'arma che ha, ovvero appunto l'imponenza di un fisico che le permette di trovare un vantaggio sotto canestro, ma sicuramente la lettura corretta è quella di sapere esattamente dove mettersi, e vedo che lei riesce a leggere molto bene. Sempre presente a rimbalzi d'attacco, come vedete Marta Maschietto, che è marcata appunto da Capuzzo, cerca di portarla fuori dall'area prendendo questo tiro del gomito. Marta ce l'ha, infatti l'ha messo. Il vantaggio può essere proprio di portare o provare a portare Anna fuori dall'area. Allora Fabri, io sono entusiasta quando vedo che il pubblico da casa ci dà dei feedback, per cui innanzitutto salutiamo l'inossidabile Gianni Boccalato. Come sempre, ciao Gianni. Salutiamo Patrizia Ballarin che ci fa sentire il suo tifo da casa. Salutiamo anche gli amici di Montecchio, c'è Nura Beriglia, spero di dirlo correttamente, insomma a noi fa sempre piacere appunto che il pubblico della squadra ospite si colleghi, quindi anche voi dateci dei feedback, ma c'è una prima prova da parte di un telespettatore di indovinare la capienza del Pala BFC, certo. E quindi Niccolò Ferretton si gioca cifra 300. Adesso vedremo. Certo. Chi offre di più? A fine partita vi sapremo dire chi si è avvicinato di più. Intanto Montecchio prova a riavvicinarsi a BFC, ma Capitano Amabiglia va a rubare la palla. In campo anche Gemma Daidone, ma soprattutto Veronica Antonello. Ancora caldissima la nostra Veronica, va a metterla dai 3 punti, ma questa è la quarta bomba, credo che in questi primi minuti abbiamo messo. Ancora Nortei da sotto, stoppatona di Ros Boccalato. Ros Boccalato sembra veramente Amabiglia prende un buon tiro, ma sì, buon tiro. Un istinto incredibile quello di Boccalato, che si è letto la situazione, è partita come un razzo. Stoppatona, attenzione, Dimitri Lazzari si gioca al 2,50. Quindi abbiamo già 2 offerte. Ricordiamo che lo spritz è offerto direttamente da Fabrizio e Federico, assolutamente, non dalla società, è una responsabilità nostra. Ci teniamo a precisarlo e a prenderci appunto tutte le responsabilità del caso. Dicevi appunto a Ros Boccalato, bravissima, perché oltre ad avere le braccia molto lunghe, oltre a saltare molto, avere molta elevazione, ma ha veramente il tempo poi per andare a stoppare, che è una dote, un'abilità fondamentale per tutti i grandi stoppatori. Assolutamente, ma sono rimasto molto sorpreso dal fatto che non era poi così vicina, ha dovuto intuire, proprio leggere l'azione e fare una corsa per andare a stoppare. Questo insomma dà ancora più importanza al... Guarda cosa ha fatto una Antonello. Finta in volo di Antonello, poi un'altra finta di Gemma Daidone
che prende il tempo alla difesa, poi un errore da sotto, ma il passaggio di Antonello ancora una volta è da highlight. Dobbiamo segnalarlo subito Ma a Double T. lo segnaliamo da tante partite, segnaliamo che Antonello riesce a fare delle cose che veramente Che noi fanno umani innamorare del basket. non possiamo neanche immaginare. Adesso attacco lato, spalle a canestro ovviamente per Rosbo Calato, che viene prontamente raddoppiata, cerca di riaprire ma è più veloce di lei Tognazza, marcata da Torazza in questo caso. Ma sì. Attacco 1 per la playmaker vicentina, cerca di servire e serve Nortei, e poi va a farsi rubare la palla da Rosbo Calato, che può andare a attaccare in campo aperto. Adesso è Nortei a cercare la stoppata, ma l'intervento è falloso. Sì, Saranno Rossara due tiri è liberi. riuscita con il corpo a rendere praticamente irraggiungibile il suo braccio e quindi sì, non, si è poteva protetta altro bene. che, non poteva altro che esserci un fallo. Quindi, allora, ricordiamo che alla terza, diciamo, battuta d'asta poi decideremo chi è il vincitore, quindi mi raccomando, giocatevi un altro numero che poi Forse non abbiamo però sottolineato il fatto che lo split dovete venirlo a ritirare dovete qui. venire a berlo al bar del Pala BFC. E non abbiamo neanche sottolineato non il fatto che il conteggio dei posti a sedere è stato fatto dalla Guardia di Finanza questa mattina. Il numero è scritto in una busta sigillata con la cera lacca. Adesso sfrutta bene il blocco Longhi, pallone sotto per Brazzale, rimbalzo in attacco di Nortei che serve Tognazza che si arresta perché è chiusa molto bene, doppio palleggio. Non ci credeva neanche lei di essere recuperato. rimasta libera così vicina a canestro, e poi quando l'ho capito purtroppo si è trovata proprio sotto al canestro. Entra nella partita anche Milena Baruffato. Dunque Fabio, lasciami dire che al di là di questo piccolo incidente è stato ottimo l'ingresso in campo di Tognazza, che ha saputo rivitalizzare il gioco di Montecchio. Adesso Baruffato che pressa alto e commette fallo, rimessa per Serena Marton. Sì, credo che questo è il quarto fallo per Montecchio, che esaurisce il bonus a 1,55 dalla fine del primo quarto. Montecchio, quando ha visto che Conegliano ha messo lo sprint con i tiri da 3, ha iniziato a aggredire molto in difesa e quindi inevitabilmente poi i falli crescono. Adesso è Serena Marton che va a guadagnarsi un fallo di sfondamento. Allora Fabri, è arrivata la terza offerta da Bob Marta, che salutiamo, il grande Bob, e quindi abbiamo 300, 250, 345. Adesso Fabri per piacere 3,45. apri Ma la secondo busta, me, apri la no, busta. secondo me possono arrivare delle altre offerte. Dai, Ok, Fede. a quante offerte chiudiamo? Attenzione, una palla recuperata di Nicole Longhi che non riesce a mantenere il controllo della sfera. Io direi che però andiamo all'inizio del terzo quarto, dai. Ah sì? Sì, La buttiamo proprio sì, così, buttiamo va bene. così, dai. No, noi intanto Vedo che il pubblico è coinvolto in questa Sì, cosa. sì, sì. Tanto Torazza che riapre per Marton, che rinuncia al tiro e poi vai a commettere un'infrazione di passi. Sì. Peccato. Sul cubio del cambio Elena Lazzari, che va a dare il cambio a un'ottima Ros Boccalato. Ma sì, grande impatto in questa partita per Ross. Dobbiamo dire Elena Lazzari ha avuto un piccolo infortunio in allenamento in settimana, così come ha avuto un leggero infortunio alla caviglia anche Veronica Antonello alla fine della partita contro la Reyer di sabato scorso, ma entrambe in campo. Veronica Antonello ci ha fatto vedere di essere in grande forma, adesso vedremo se anche Elena ha recuperato bene dall'infortunio al ginocchio. Attenzione che anche Francesca Piovesana, però ha scritto solo posti, manca il numero. Aspetta che devo... No, allora, È una scommessa in bianco. no, non lo vedevo io, era 270 posti e 270. Patrizia Ballarini, aspetta perché c'è qualche funzionalità del mio telefono che non mi fa vedere bene. Intanto ti sei perso l'ennesimo assist di Veronica Antonello. Non abbiamo saputo concretizzare sotto canestro purtroppo, ma un altro bellissimo passaggio da parte di Veronica.
Adesso è Longhi ad attaccare Lazzari, forse ci ha sentito, ha saputo di questo infortunio, ma Lazzari chiude lo stesso molto bene e fa altrettanto bene il tagliafuori, poi attacca il campo aperto per Torazza che va a sbagliare da sotto canestro. Bello passaggio di Elena Lazzari. Usa tutto il cronometro a disposizione Montecchio per questo ultimo possesso, però niente male. Baruffato che va a attaccare benissimo, ultimi 3 secondi, e Antonello vuole prendersi l'ultimo tiro sul buzzer beater, la mette da 10 metri Veronica Antonello. Pensiamo sempre che già abbia fatto vedere tutto e invece tira fuori delle cose dal cilindro che non ci potevamo minimamente aspettare. 23-14. A posto così, dai. Almeno ho fatto bene a rientrare in tempo dagli Stati Uniti, Fabio, cosa dici? Vale il prezzo del biglietto dell'aereo. Il costo del biglietto dell'aereo questa volta. Dell'aereo. Allora, Patrizia Ballarini spara un 800 posti e vuole 2 spritz. E noi, se non altro, la ringraziamo per la fiducia. Esatto. Quindi diciamo che Patrizia, anche se non dovesse vincere gli spritz, li ha già meritato. Bene. Io direi che possiamo Avanti dare così la linea ai nostri sponsor e prendere fiato anche noi qui al Pala BFC. Ci risentiamo fra un paio di minuti. Allora riprendiamo la linea intanto che Fabrizio è sceso perché non crede, al conteggio ufficiale sigillato nella Guardia di Finanza, e quindi si sta mettendo a contare con la manina tutti i posti e a fare anche delle moltiplicazioni, quindi numero di posti per ogni riga moltiplicato per il numero di righe, a cui poi applicherà il fattore cani e bambini, perché quelli noi li conteggiamo come spettatori attivi, anche perché soprattutto così possiamo dire che non c'era nemmeno un cane, anzi che almeno un cane c'era, vabbè, non importa, sto divagando. Fabrizio, non so se adesso Riccardo ti ha già dato il volume, ma stavo spiegando che stavi andando a contare con la manina tutti i posti e poi a moltiplicarli per il numero di righe degli spalti. Intanto grande passaggio dentro. Bellissimo il gioco a 2 tra Maschietto e ancora una volta Veronica Antonello, un backdoor con un passaggio veramente millimetrico. Sì, esatto. Sì, ho contato quasi tutti i posti, adesso poi durante l'intervallo mi manca il terzo anello e poi posso dare delle cifre ufficiali. Esattamente, comunque oggi Conegliano in modalità tifosi del PAOK Salonicco, Fabri, perché veramente c'è un chiasso incredibile. Intanto Lazzari per Marton prova a attaccare forte, si ferma sul ferro alla sua conclusione, ma Lazzari è un falco a prendere il rimbalzo. Gioco su Maschietto per Antonello buono scarico su Marton che finta il tiro, prova l'ingresso per Lazzari da 3 e anche lei. Qui veramente siamo a livello dei San Antonio Spurs di Greg Popovich. Abbiamo visto 3-4 extra pass per poi un canestro da 3 punti di Lazzari, un'azione veramente bella. Non ce ne vogliano i tifosi di Montecchio, che salutiamo ancora una volta, ma siamo assolutamente di parte e assolutamente affascinati quando comunque si vede la pallacanestro giocata bene, come in questo caso. Sì, ecco, e questa è la gufata, e quindi Veronica, quando sentirai la differita sappi che Fabri ti deve almeno brioche e cappuccino.
No, pensavo prima c'è cappuccino perché essendo atleta, però lo spritz, se Sempre- lo beve lo spritz, gli offriamo lo spritz. Va bene, allora intanto io Luisa anche no, è arrivata un po' in ritardo, quindi no, io Luisa anche no, non va bene il ritardo. Ti perdoniamo ovviamente, grazie, Ma solo per questa volta. grazie che ci ascolti. Allora, approfittiamo anche per salutare coach Maurizio Buscaglia che ci segue sempre, anche se non lo scrive. Per salutare Francesco Coco, l'arciere di Gorizia, che ci segue anche lui con grande assiduità. E poi anche magari per anticipare un po' chi sarà l'ospite tra la pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto di questa partita, avremo qui Matteo Mariani dei scusa. ragazzi di Via 20 che Ecco, tra l'altro questo è l'effetto del jet mentre lag. contavo i posti sulle tribune mi ha appena detto che mi ha bloccato al telefono perché sono stato io a contattarlo, lui era diciamo un po' riluttante perché è una persona molto timida, molto schiva, ma poi in virtù di una annosa amicizia mi ha detto va bene Fabri, vengo a fare qui questa intervista, anche perché gli ho detto che sarà una cosa come sempre assolutamente simpatica. Esattamente. Ricordiamo anche che per chi poi viene a Conegliano, mamma mia, che salto che ha fatto qui Elena Lazzari per prendersi la palla. Diciamo per chi viene a Conegliano sicuramente i ragazzi di Via 20 è un locale da frequentare. Eh beh sì, pieno centro storico nel via 20 settembre, appunto la via storica medievale di Conegliano, quindi un luogo già di per sé molto affascinante e poi tutta la simpatia di Matteo Mariani e di tutto il suo staff. Matteo Mariani, ricordiamo, comunque ex giocatore di pallacanestro per un sacco di anni alla Vigor, ma anche alla Globus negli ultimi anni di carriera, diciamo così. Sono stati anche compagni di squadra. Intanto Fabri, grande intervento di Diana Tognazza che ha complicato a Marta Sponchiado la possibilità di portare la palla al di là della metà campo entro gli 8 secondi canonici. C'è arrivata a 8 secondi e un centesimo penso, però gli arbitri hanno deciso Stati inflessibili. e così c'è stato un simpatico dialogo tra le due panchine, si discuteva del tempo, anzi probabilmente stavano discutendo anche loro della capienza del Palla BFC. Perché probabilmente hanno intenzione di scommettere, mentre Elena Lazzari anche su una gamba sola a quanto pare mi sembra che stia facendo il suo. Va a segno in campo aperto. Adesso non si capiscono Zarawi e Arianna Righere. D'altronde Fabri, io quasi quasi sai cosa dico, sbloccherei un nuovo detto che è Cazzimma livello Lazzari. Beh, Che penso che potremmo coniarlo e usarlo. entra in campo sempre con una certa verve, con una certa energia. Adesso sta discutendo addirittura con Coach Sì, sì, sì. Cinco, Esatto. con la stessa verve e con la stessa energia. E intanto Double T si ricorda che c'è in time out, che può mettere l'intervallo musicale. E attenzione però, comunque Double T, sempre scelte musicali interessanti e mai scontate. Dobbiamo dirlo, insomma, io posso dirlo, tu no, perché c'è un conflitto di interessi, ma io lo dico, così come sempre qui in cabina di regia abbiamo il grande aiuto e la professionalità di Riccardo che con Streaming Sport ci permette veramente di offrire a casa una definizione nel video che almeno fa da contraltare, diciamo, alle cavolate che noi diciamo al microfono. Che quindi cerca di bilanciare in qualche Esatto. modo, poi per lui è una gara in salita, però ce la può fare. Va bene. Vabbè. rimessa per Capitana Mabiglia, 31-16 a 7:30 dalla fine della seconda frazione di gioco. Boccalato con la palla, serve Serena Marton e Marta Maschietto giustamente dice di usare la sponda per poi servirla, sbaglia da sotto, recupera il proprio rimbalzo, si gira ma riesce a mettere giù la palla dopo aver Sì, lì sì. appoggiato il piede fermo secondo l'arbitro.
anche secondo me, però non lo so, a volte la dinamica del movimento può anche trarre in inganno. Purtroppo Andrea Grava non è qui con noi perché è impegnato nel registrare i filmati a bordo campo, perché Sì, poi però vi ricordiamo dovrebbe- che in settimana poi vengono pubblicati anche gli highlights della partita sui nostri social. Sì, tra l'altro Fabri, vedo che è un tipo di attività, la possibilità diciamo di avere subito le azioni salienti che piace molto anche alle atlete stesse, insomma, che quindi le ripostano sui social e penso che sia bello anche per loro potersi rivedere così velocemente. Adesso abbiamo perso, siamo andati un po' fuori giri secondo me, perdendo Sì. un po' il controllo della Noi sicuramente. partita e sprecando qualcosa. Non dobbiamo assolutamente No. diciamo perdere la concentrazione con cui abbiamo affrontato questa gara. Adesso Boccalato buca l'anticipo, un errore al tiro, ma si lotta ancora a rimbalzo, ancora Montecchio che prende rimbalzo in attacco, ben raddoppiata Rigele e poi una palla 2, una palla contesa. La freccia dice che la palla è ancora per Montecchio. Sul cubo del cambio anche Sara Malbascia. Intanto primo intervento di pulizia del Sara Clean Team, che anche oggi è presente qui al Pala BFC, e tra l'altro dobbiamo anche dare dei feedback a Sara che nella scorsa partita ha messo a disposizione del pubblico della Pala BFC dei campioni omaggio di prodotti per la pulizia. Noi li abbiamo usati tutti, mia moglie ha detto ottimi prodotti e si è raccomandata che dessi questo feedback. Se lo ha detto lei vuol dire che Sì. assolutamente si tratta di prodotti di qualità. Anche perché li ha scelti lei, se invece glieli avessi portati a casa io probabilmente... In quel caso avrebbero potuto essere prodotti della stessa qualità, Esatto, però non sarebbero andati bene, esattamente. lo sappiamo. Ma questa è una polemica No, non è una polemica, è che proprio, noi... cioè, è proprio un È dato una guerra di persa, fatto. diciamo, Esatto. più che una polemica. Raddoppiata Serena Martone, riesce in qualche modo a uscirne, poi è Maschietto a subire fallo. Continua Montecchio imperterrita a attaccare, cioè a difendere in maniera veramente ficcante e mette in difficoltà Conegliano. Intanto Bob Marta ha pensato di venire di persona a ritirarsi Attenzione gli perché spritz. sta contando i Sì, punti. sì. Questo Attenzione, non è attenzione. valido. No, però Non l'offerta vale l'ha fatta contare. prima del conteggio posti. Ancora da un errore di 3 punti per Montecchio, rimbalzo difensivo di Maschietto, poi Boccalato supera la metà campo, difesa molto aggressiva ancora per le ragazze di coach Callegaro. E cosa ha fatto qui Marta Maschietto, che è riuscita a girarsi in un fazzoletto, ad appoggiare con una dolcezza quasi incredibile. I vostri televisori trasuderanno miele in questo momento, o marmellata come succedeva in Balle Spaziali quando Stella Solitaria ha attaccato Spaceballs. Coach Callegaro ha cambiato 3 giocatrici, mi sembra, ha messo in campo Capuzzo, forse anche Longhi e Brazzale. Alta anche la difesa di Conegliano, Longhi con la palla per Brazzale che prova il backdoor, ma è lestissima la mano di Malbascia a intercettare il passaggio. 7 secondi sul cronometro per andare al tiro. Longhi ancora marcata da Boccalato, però Longhi è velocissima ad attaccare sullo stesso lato e andare a guadagnarsi un fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei. Capitan Longhi, che fa i primi anni di giovanile a Schio e poi ha sempre giocato a Montecchio. Quest'anno 8 punti e 2 di media per lei il campionato fino ad ora. Comunque la ragazza anche lei giovanissima, nel 2006.
mette il primo, sbaglia il secondo. Però Conegliano non lavora con adeguata attenzione. Allora, ha chiuso bene sul tagliafuori. Sì, è stato anche un ribalzo un po' lungo. Esatto, un po' sfortunata qui sarà Malbascia perché non è riuscita ad afferrare la palla. È ancora Tognazza ad attaccare l'area e a subire fallo da Malbascia. Saranno 2 tiri liberi per Diana Tognazza, scusate, classe 2003. E coach Minincleri vuole parlarci sopra. Un time out in campo, direi un time out anche per noi qui al Pala BFC. Allora riprendiamo la linea qui al Pala BFC, siamo a metà del secondo quarto di una partita molto importante per Conegliano che oggi potrebbe staccare il biglietto del treno, perché come si fa ad andare alla Tisana barra Codroipo in treno, no? Torpedone. Esatto, staccare il biglietto del Trenitalia per andare a giocarsi i playoff. E qui però è arrivata una Montecchio che sta esibendo una difesa molto aggressiva, sta mettendo da questo punto di vista in difficoltà Conegliano, che ha trovato col tiro da 3 la possibilità di avere un vantaggio anche cospicuo. Sì, perché fino ad ora dei 33 punti messi a segno da Conegliano, ben 18 sono arrivati da canestri da 3. Esattamente, però come vedi Montecchio sta mettendo tanto in difficoltà Conegliano che fa fatica, subisce un po' questa aggressività, ma rende pane per focaccia subito Ross Boccalato che ruba palla, la porta velocemente nella fase d'attacco, va su Marton che Non potrebbe attaccare Capuzzo, in effetti giustamente legge questa situazione, e poi è Capitano Amabilia, ma è lungo il suo tiro. peccato, ben giocata questa palla comunque Sì. da Conegliano, che è riuscito a trovare velocemente un tiro aperto da parte del capitano Amabilia con un passaggio praticamente al volo di Boccalato dopo l'apertura di Marton che appunto ci ha pensato un po' su, poi ha ascoltato il tuo consiglio, Fabri. E poi ancora una volta Capuzzo, sono 8 i suoi punti fino ad ora, però quando riesce a ricevere la palla così vicino a canestro è davvero bene, immarcabile. Assolutamente, un fattore. Boccalato, qualche palleggio di troppo, adesso Marton che può attaccare Tognazza, poi serve Amabilia e poi Malbascia che chiude il discorso, ma ancora una volta bello l'extra pass di Amabilia in traffico. Sì, bellissimo. Bellissimo Fabio, è stato un cambio di mano velocissimo, però bene Montecchio, perché riesce a leggere la difesa di Conegliano e a liberare per dei tiri semplici le proprie giocatrici, e questo insomma, è sintomo che veramente non dobbiamo abbassare la guardia, perché abbiamo 11 punti di vantaggio, però c'è tanto tempo da giocare, tantissimo. E Montecchio è lì presente, tantissimo. Continua a difendere forte, continua ad attaccare il nostro canestro e attacca bene, difende forte e attacca bene. Sì. Adesso un cambio, esce Serena Marton, rientra nella partita Veronica Antonello che ha già 9 punti sul suo tabellino. Adesso serve Boccalato da 3, impreciso il tiro, si lotta a rimbalzo, bravissima Baviglia a buttare la palla addosso all'avversaria. E qui si vede l'esperienza, oltre che appunto le capacità tecniche di una giocatrice come il nostro capitano. Ancora contatti
e poi Antonello perde la palla, in realtà poi la recupera. Possiamo giocare un altro possesso, altri 14 secondi. Marta Maschietto da 3, Marta Maschietto da 3. Va bene. E si alza tutta la panchina coneglianese. Elena Lazzari si esibisce addirittura in una specie di ola. Malbascia che attacca il contropiede, Maschietto dice vabbè adesso non esageriamo, giochiamola. Boccalato da 3, sbaglia. Era un buon tiro, però torniamo in difesa, Ross. Non sprechiamo falli, Longhi in campo aperto per Brazzale che va a sbagliare da sotto. Poi si tuffa Marta Maschietto su questo pallone e la freccia dice che è possesso per Conegliano a 2:19 dall'intervallo lungo sul 38-24. Rientra in campo Emma la Gemma Daidone, ma esce una Marta Maschietto che si merita tutti gli applausi. Sugli scudi Marta Maschietto. Fabri, quel tiro da 3 di Marta Maschietto è un po' come quando Lorela Kubai decide di uscire e tirare da 3. No? Forse anche un po' di più, ti dirò. Per quanto Marta Maschietto ha un ottimo tiro anche dai 3 punti, il problema è che non ha l'abitudine e quindi e neanche la fiducia di prenderselo, ma lei ha un'ottima meccanica e anche una buona mano anche da distante, ma non l'ha mai esibita, diciamo. Infatti, questa cosa. Ormai quanti anni sono che siamo qui a commentare, per me questa è una grande novità. Io non credo di aver mai visto a livello senior un canestro da 3 di Marta. Spero che sia solo l'inizio, perché ripeto, lei ha un ottimo tiro dal gomito dal gomito dell'area della lunetta e l'abbiamo sempre visto, ma può anche prendersi questi tiri da 3. Adesso intanto sì, infortunio applaudiamo e siamo felici del fatto che Irene Del Frate non possa rialzarsi, quindi vuol dire che non si è fatta niente di grave. Aveva tentato di contestare la palla a Veronica Antonello e Veronica, sbracciando per difendere la palla, aveva involontariamente colpito appunto la giocatrice, che probabilmente aveva preso un colpo sull'occhio. Continua Montecchio appunto a esibire questa difesa aggressiva, ma Conegliano questa volta la legge molto bene. Lo scarico di Antonello per Daidone è ottimo, ma Daidone cosa ha fatto per evitare quella selva di mani? Ha fatto un uso del piede perno ai limiti del regolamento e ai limiti delle leggi della fisica, anche della chimica, credo farlo in questo caso. Adesso Antonello ancora a riaprire e poi Ross Boccalato dai 3 punti. Bisogna dire che siamo molto precise questi primi 2 quarti dai 3 punti, ma bisogna dire anche che stiamo costruendo degli ottimi tiri, muovendo molto bene la palla. Stavo proprio per dire la stessa cosa, quindi Fabri, siamo at the same page. Una buona chiusura difensiva, ma Capuzzo non vuole saperne, poi vuole strappare la palla anche dalle mani della sua compagna. Un tiro in allontanamento, poi Malbascia col pallone, gli arbitri dicono che è tutto regolare. Esattamente, Malbascia mi ha ricordato quando da giovani facciamo la coda per entrare in discoteca, più o meno si spingeva così per riuscire a entrare. Sbaglia Boccalato da sotto, rimbalzo di Longhi, ben chiusa da Gemma Daidone e poi Capuzzo però a recuperare la palla e poi è costretta a fare fallo Veronica Antonello, suo malgrado, perché comunque sì, appunto si trova proprio sulla traiettoria di azione della giocatrice avversaria che... Allora, avevamo difeso bene, avevamo prestato bene, sì. E devo dirlo, ha sbagliato la rotazione Torazza che doveva essere su Capuzzo invece di essere in mezzo al campo. Sono un po' critico, sei però... un po' una pigna. Però bisogna dirlo. Va bene, ok. Allora, falle dire a me ogni tanto, me le scrivi, perché io questa lettura non l'avevo, va oltre le mie capacità di... Comunque, tornando al nostro sondaggio, non sono arrivate altre offerte. Ricordiamo che insomma potete ancora perfezionare il vostro pronostico sulla capienza del Pala BFC. Non vale fare quelle bastardate tipo mettere uno in più di un altro per bloccare, no? Sai, queste cose. No, infatti appunto
cercate di non... Esatto, fair play per piacere. esatto. Va bene. Allora, Bene. 40 secondi alla fine di questo secondo periodo, la linea la teniamo, ricordiamo appunto che saremo con i ragazzi di Via Venti tra il secondo e il terzo quarto, anticipiamo già, ne parleremo dopo comunque, che anche oggi per l'MVP di questa partita verrà messo in palio dalla libreria Tra le righe di Conegliano un libro molto interessante oggi perché lo ha scritto Ricky Pittis, quindi un'icona del basket italiano, un'icona del basket anche nostrano qui a Treviso, ma anche un atleta che poi ha saputo trovare una carriera come motivatore. Devo dirti la verità che spesso insomma, ascolto i suoi video, i suoi audio e traggo ispirazione dal buon Ricky. No, bravissimo lui in questa seconda, diciamo, in questa sua seconda giovinezza professionale, nel senso che dopo aver vinto praticamente tutto nella pallacanestro, perché ha vinto credo 4 scudetti a Milano, poi è arrivato a Treviso, ne ha vinti altri 3, 2 coppe dei campioni, che si chiamava ancora così, a Milano, Coppa Europa ancora con la Benetton, insomma comunque un giocatore che a un certo punto della sua carriera a 30 anni ha un problema fisico alla mano destra che gli impedisce di tirare, un problema muscolare che poi gli va a infiammare i tendini eccetera eccetera, insomma lui ha giocato la fine della sua carriera tirando con la mano sinistra. Pazzesco, Fabio. Quindi cioè, è una cosa che... E io vi prego di crederci da casa, Fabri non ha degli appunti in cui ci sono scritte queste cose, lui va a braccio. Parlando di braccia, però allora adesso ti sfido veramente. Vediamo se sai che Ricky Pittis ha anche girato un video musicale. No, adesso qua vedi? Ho dovuto buttarla, ho dovuto diversificare. non la sapevo davvero. Ha girato il video con Giovanotti di Tempo. Ah, non lo sapevo. Speriamo, perché anch'io sto andando un po' a braccio. Chiedo aiuto al pubblico da casa. E intanto Veronica Antonello si gioca l'ultima azione, sbaglia, ma chi c'è? C'è Emma la Gemma Baidone, che questa sera tra l'altro sfoggia un paio di treccine, niente male. Ma rimase in attacco. È andata dallo stesso parrucchiere di Claudia Baviglia, mi pare. Esatto. E quindi si chiude il secondo quarto sul 45-30. Adesso c'è una brevissima pausa, ma poi in diretta dal campo con Matteo Mariani dei ragazzi di Via Venti. Ci siamo? Si sente? Intervallo lungo di questa partita tra Montecchio e Conegliano. Siamo qui con Matteo Mariani, i ragazzi di Via Venti. Matteo, hai deciso di sostenere con la tua attività il basket femminile conegliano. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Allora, ho sempre giocato a basket fin da giovane e il rapporto di amicizia con Marco Giordano, il presidente di questa bella realtà, mi ha spinto a sostenerla perché mi ha spiegato il vostro progetto di crescere e niente, quindi ho deciso di dare il mio contributo, insomma, ecco. Noi ti ringraziamo molto perché appunto gli sponsor ci permettono di fare
questa attività sia per quanto riguarda la prima squadra sia per il settore giovanile. Spero ti sia piaciuto il nostro Pala BFC abbastanza rumoroso, oggi per noi è una partita importante. Sì, rumoroso, una bella partita e speriamo che continui così anche nel secondo tempo. Allora invitiamo gli amici del palazzetto, già lo sanno, ma anche tutti quelli che ci seguono da casa, il locale I Ragazzi di Via 20 in via 20 settembre, andate a trovare Matteo. Grazie.
Riprendiamo la linea qui, palla BFC, inizia il terzo quarto di questa partita tra Conegliano e Montecchio e 45 Conegliano, 30 Montecchio, che Conegliano che si è portata avanti, diciamo, grazie soprattutto alla precisione del tiro da 3 punti, precisione che però è figlia anche di alcune scelte molto intelligenti di gioco veloce per trovare dei tiri aperti. Dall'altra parte però il risultato è un pochino bugiardo per Montecchio, che ha giocato molto bene, ha aggredito molto Conegliano in difesa, cosa che ha messo in difficoltà Conegliano. Pertanto non abbassiamo la guardia, aspettiamoci, comunque rimaniamo molto concentrati. Ricordiamo che oggi l'inizio del terzo quarto è per definizione un momento cruciale delle partite di pallacanestro. Adesso vedremo come le due squadre saranno uscite dagli spogliatoi, con quale tipo di aggressività. Sicuramente Conegliano mi sembra molto sicuramente Boccalato è aggressivo, assolutamente, ecco. È aggressivissimo. Sì. Adesso Nortei spalle a canestro contro Antonello, riapre molto bene per Brazzale, che sbaglia da 3 però, ma ancora una volta è Capuzzo poi a punirci da dentro l'area. Capuzzo veramente bene oggi, Fabri. Serena Marton che scivola, cade Capuzzo. Sì, è caduta male, si è fatta Anna Capuzzo. male alla caviglia, forse. Speriamo bene, no, sì, forse noi dai, speriamo non così bene. grave. Io temevo che fosse caduta sopra la spalla, come è successo a Marta Maschera. Esatto, sembrava una dinamica invece molto niente di grave. simile. Fortunatamente si rialza. Molto bene che si rialza, insomma. Sicuramente, sai, c'è quell'effetto ponte, si dice, in cui la giocatrice in attacco è andata sotto di lei è caduta praticamente di peso col corpo parallelo al terreno. Ci si può fare davvero male in queste situazioni. Meno male che non è successo niente di grave. Adesso ancora però sportellate, poi Daidone blocco, ma è Boccalato a sbagliare da 3 e riesce in qualche modo nella lotta a rimbalzo Antonello a mantenere il possesso del pallone. Un altro attacco per Conegliano. Capitano Mabiglia dentro per Daidone, che riapre per Boccalato, per Antonello dall'angolo, sbaglia, ma anche questo è un tiro costruito davvero bene. Quindi come costruito bene il rimbalzo, perché Serena Marton ha sentito anche lei l'odore del sangue, si è lanciata per contestare la palla, l'ha toccata per ultima però, per cui la palla è per Montecchio. Montecchio 32, BFC 45, Capozzo. Riesce a superare a metà campo Montecchio contro il pressing coneglianese. Nortei con la palla, segnato per Brazzale, molto rapida lei, molto brava a attaccare l'area. Poi è Longhi e ancora Capuzzo. E lì poi tra Serena Marton e Gemma Daidone anche sì. Capuzzo ha il suo bel da fare. Esattamente. 2 secondi sul cronometro per andare al tiro per Montecchio, che ha la rimessa da fondo con Maculan. Un secondo e mezzo, dice l'arbitro. 1 secondo e mezzo significa che bisogna trovare il tiro Capuzzo velocissimamente. e poi proprio Maculan da 3 punti, che sulla sirena va a segnare e a portare lo svantaggio a 10 punti. Muove bene la palla Conegliano, poi però Boccalato viene chiusa dalla difesa di Montecchio e fallo di Antonello. Secondo fallo questo terzo fallo per sì, Veronica terzo fallo. Antonello. Quindi Tutta la parzialino di 5-0 per... difesa. Sono uscite decisamente meglio loro dagli spogliatoi. Ancora Longhi, sfortunata. Boccalato rischia di perdere il pallone, ma il pubblico del Pala BFC la avverte dell'insidia. Poi prende un tiro un po' affrettato Marton. Sì, forse è stata una Nessuno scelta un attimo di pancia questa di Serena, perché Sì. dobbiamo iniziare a ricostruire un po' di gioco, perché nella prima azione abbiamo fatto un ottimo tiro da 3, apertissimo ma sbagliato. Adesso
Dobbiamo provare a ritrovare la strada per attaccare il canestro. Nortei da 3 punti sbaglia e l'onnipresente rimbalzo Boccalato a recuperare la palla e poi Antonello che cerca di fare un numero incredibile, le manca proprio l'appoggio finale, però è furbissima Daidone andare a recuperare il rimbalzo e a segnare da sotto per il 47-35. Importantissimo questo canestro per mantenere a distanza le ragazze di coach Callegaro. Adesso Nortei spaglia canestro contro Marton. Bel movimento, Sì, sì. E Capuzzo comunque lotta sotto canestro 1 contro 4, sembrava veramente Costretta al fallo. Sì, ma perché non poteva fare altro. è effettivamente Ed è il suo terzo fallo, tra inarrestabile questa giocatrice sì. Fabri, e sta girando le sorti dei rimbalzi sotto canestro a favore di Montecchio. Fortunatamente sbaglia il primo tiro libero, sicuramente segnerà il Sì, secondo metterà perché è il molto secondo, precisa sì. la lunetta. E infatti Infatti l'avevi detto, è più ma precisa della guffata che gli ho tirato. d'altronde ci capisci di basket, questo ci fa capire che Fabri ne sa. Nel suo appacco. Mamma mia. E intanto Antonello veramente prende il centro dell'area, poi cambia anche a direzione. Ha mandato al bar tutti quanti. Esatto. Ha mandato al bar tutti quanti. A proposito di questo, insomma, grande traffico al bar del Pala BFC nella pausa lunga tra secondo e terzo quarto. Sembrava l'outlet di Noventa il primo giorno di saldi, Fabio. Le nostre ragazze dell'Under 19 impegnatissime. Come impegnatissima Nicole Longhi a non farsi rubare la palla da Ros Boccalato. Ross Boccalato che aveva spinto pian piano Nicole Longhi nella barra del playmaker. Sì. È difficilissimo quando hai una giocatrice con le leve così lunghe ma che anche si abbassa così tanto per contestarti la palla. Tanto Capuzzo Parte bene Veronica Antonello e Capuzzo deve fermarla con un fallo. la ferma con un fallo, è chiaro che e comunque Montecchio sta continuando sulla cifra della difesa molto molto aggressiva, quindi inevitabilmente poi questo sfocia in un fallo, ne è solo uno però in questa prima metà del terzo quarto. Serena Marton riesce a eludere il press avversario, riesce a girare su Daidone, bellissimo passaggio cieco per Ros Boccalato, mette Davvero anche bel questo. passaggio di Emma Daidone e poi Boccalato, una sentenza dall'angolo per il più 16 di nuovo. Conegliano riprende un vantaggio grazie alla propria precisione del tiro da 3 ma anche alla tiri aperti per le proprie tiratrici. Tanto Fabri, scusa, facciamo pure conoscere al pubblico di casa il fatto che mettiamo a conoscenza del pubblico di casa che la nostra psicologa che ci sostiene ci ha portato dei panini, però tu ne sei sprovvisto, quindi mi stavo preoccupando. Se n'è andata, è ritornata No, giù, ma pensavo che io, tornasse guarda, al non bar del l'ho- Pala non- BFC. non l'ho toccato. No, figurati, No, Fede, va bene. arrivi comunque da un Magari- altro continente e quindi Sì, vabbè, se 3 giorni che sono sveglio praticamente continuo a mangiare e non dormire. e non pensando alla partita, ma Allora, intanto Fabri, al primo time out sveleremo la capienza del Pala BFC, assolutamente. giusto? Dai, Bene. quindi gli Quindi ultimi pronti, voti, sparate pronti, le esatto. ultime cifre perché poi si chiude la votazione. Poi chiederemo al pubblico di votare se il panino lo devi mangiare tu o lo devo mangiare Anche io. questo può essere motivo di consultazione, noi siamo assolutamente democratici, tra l'altro Esattamente. oggi si festeggia la liberazione, quindi siamo ancora più democratici. E Gemma Daidone rinuncia al tiro da 3 perché passa la palla a Veronica Antonello ed è una decisione estremamente saggia perché Antonello la mette ancora dai 3 punti per il 55-36. Percentuali da 3 davvero incredibili questa sera per le ragazze di coach Minincleri.
Adesso rinuncia al tiro, capitano Amabiglia giustamente dice giochiamo un po'. Sì, perché l'avrebbe potuto prendere. Adesso. Sbaglia, ma c'è Gemma Daidoni rimasta in attacco, Ui. finta di passare la palla, poi un contatto davvero duro e Mortei che si... Perché Mortei cadendo ha battuto la testa, e quindi Infatti interviene subito il nostro medico perché è una situazione assolutamente delicata queste. purtroppo il colpo è molto molto forte, chiaramente nel movimento sul piede perno di Gemma Daidone è normale che il difensore perda l'equilibrio, per fortuna si rialza, quindi insomma forse è più lo spavento che altro. Fortunatamente si rialza Valerino Ortei che tra l'altro Attenzione che Gianni scusa, ti ho interrotto. Scusa Fabri. No, stavo dicendo che Valerino Ortei la prossima dal 27 aprile, quindi la prossima settimana al 3 maggio, sarà anche impegnato nelle finali nazionali Under 17 con Faenza, perché lei comunque col doppio tesseramento gioca anche con la squadra di Faenza e sarà impegnata a Tortona appunto con le finali Under 17, quindi assolutamente e a maggior ragione non le auguriamo di fortunarsi proprio questa sera. Ma stavi dicendo, Fede? Allora, stavo dicendo che Gianni Boccalato butta lì un 280 posti, quindi allora ripercorriamo i voti. E tra l'altro Gianni Boccalato è uno che i posti del Pala BFC potrebbe averli contati, perché è stato tante volte ospite qui anche agli allenamenti. Gianni 280, Patrizia che ha già vinto 2 Spritz per la fiducia 800, Francesca Piovesana 270, Bob Marta che ci stava ascoltando dall'auto per quello che è intervenuto nel sondaggio, poi è arrivato in persona 3,45, Dimitri Lazzari 2,50, 300 posti Nicolò Ferreton. Fabri, apri la busta, non sentite notaio, possiamo aprire la busta? Non sentite lo sfregolio della carta perché c'è troppo rumore, ma è aperta. I posti del Pala BFC sono sicuramente meno di 300, giusto? ma più di 250. Attenzione. Ed esattamente sono 260 posti al momento, perché tolte le tribune dietro i lati corti che venivano utilizzati quando qui si giocava a pallavolo, restano solo le 2 tribune appunto sul lato lungo che possono contenere 260 posti e quindi Fede? E quindi con 260 posti vincono ex aequo lo Spritz Dimitri Lazzari e Francesca Piovesana. E quindi ci toccherà pagare 2 Spritz, ma lo facciamo molto molto volentieri alla prossima partita. E la prossima partita casalinga, ve lo ricordo, sarà il 9 maggio contro le Scusa Lupe. Fabri, ne dobbiamo pagare 4 di Spritz. È vero. Perché ci sono anche i 2 Ragazzi, di Patrizia Ballarini. siamo un po' allargati Quindi, anche stasera. Esatto, vabbè, lo faremo volentieri. dai. D'altronde, come dicono a Trieste, Bori sarà quando noi non saremo. Esatto. Giusto? E quindi spendiamoli sti soldi. Mentre già qui in Veneto si dice Gene PD che Luganeg, i triestini invece hanno una visione completamente opposta, che io appoggio peraltro. Oppure c'è anche il detto paura skei mai avuti. Però va bene, abbiamo dato anche oggi fondo alle stupidaggini che potevano venirci in mente. Diamo la linea ai nostri sponsor che ci sostengono. La linea con Tommy che ci ha fatto ballare durante il time out con sempre le sue ottime scelte musicali. Erano i Green Day
Intanto Emma Daidone che si gira molto elegantemente e prende fallo. Sono 3 i falli di squadra per Montecchio, 2 quelli di Conegliano, quindi nessuna squadra ancora in bonus. Daidone per Boccalato su Spocchiato perde palla, la recupera Conegliano, adesso è Boccalato che prova a attaccare, passaggio teso sotto a Daidone. Peccato, se Lazzari avesse controllato questo pallone, secondo me avrebbe segnato, ma ancora di più penso che avrebbe riaperto la palla per Ross Boccalato che si sbracciava libera fuori dai 3 punti da un po' di tempo, e secondo me Elena aveva visto e aveva letto tutta la situazione, però poi non è riuscita a controllare un pallone che sembrava stregato, come diceva De Gregori. E quindi adesso in difesa BFC sul 55-36 a 3,52 dalla fine del terzo quarto. Qualche contatto C'è qualcuno, diciamo. che si lascia correre, perché comunque giusto far giocare anche le squadre. Intanto sentiamo anche Daniele Leo Leonarduzzi, che però mi pare di averlo visto qui, Dovrebbe ma lui ci sta essere- quindi è uno di quelli che È ci uno segue. dei tanti ormai, esatto. te lo dico, Fede, che segue Molti- la partita, ma segue anche la telecronaca, che poi è anche indifferita, quindi è anche Esatto, è un po' così. è un po' un difficile effetto- come operazione, ma ci sono i delle fedelissimi persone che fanno esatto. anche questo. Allora li chiamiamo fedelissimi oppure diciamo persone che hanno chiaramente qualche dei problema. problemi, ma Beh, posso dire che se fosse entrato questo tiro qui, probabilmente veniva come ho visto fare anni fa da Sergio Taucher, avrei interrotto la telecronaca rifiutandomi di continuare. Lui al tempo in polemica con un arbitraggio che per l'ennesima volta non lo convinceva. Io invece sarei rimasto senza parole di fronte a un canestro da 3 punti in allontanamento da parte di un monumentale Ross Boccalato, che esce a prendere un po' di fiato tra gli applausi delle sue compagne di squadra, ma anche di tutto il pubblico. monumentale. Mette il primo Marta Maschietto. Mette anche il secondo Marta. Sono 11 i suoi punti. Esattamente. Molto brava Baruffato a fintare l'hesitation, fintare di tornare indietro sulla penetrazione, poi riattaccare, andare a guadagnarsi un fallo da sotto canestro. Perché, scusa, Francesca Pavesana è qua, quindi anche lei fa parte degli spettatori multicanale? visto. No, non c'è, ok. Comunque Francesca ringrazia per lo spritz che incasserà. Tra l'altro ricordiamo Francesca Piovesana, campionessa mondiale di tiramisù, Ah, sì? quindi Ma sai Fabri che... tanto di cappello, voglio dire. Quindi lei ha partecipato alla gara a Treviso? Lei ha partecipato alla gara a Treviso, l'ha vinta, adesso credo che faccia parte tuttora ovviamente dell'organizzazione della manifestazione, ma qualche volta abbiamo avuto la possibilità di assaggiare il suo tiramisù, ed è veramente una cosa notevole. Io tra l'altro non sono un appassionato di dolci. Sai Francesca che io invece non l'ho mai assaggiato. Francesca, il non tuo so, tiramisù. Federico sta velatamente, Sì, esatto. molto velatamente, suggerendo che avrebbe piacere probabilmente di poter confermare. Allora, sì, tra l'altro appunto anch'io non amo tanto i dolci, devo dire la verità, Fabri. Però Ti garantisco che anche per un non amante dei dolci merita. allora, E sul 57-37 a 2,43 dalla fine del terzo quarto noi diamo la linea ai nostri sponsor.
Allora riprendiamo la linea con l'organetto NBA. 20 punti di vantaggio per Conegliano, che sta dominando questa gara, dove però abbiamo una Montecchio che assolutamente non va presa sotto gamba, perché sta mettendo una grandissima intensità in difesa. E Costretta a quindi tirare Marta Maschietto perché scadeva il tempo sull'orologio del 24, ma comunque Conegliano, dopo una partenza probabilmente del terzo quarto, ma non è che sia stata una partenza poco concentrata, perché poi le ragazze sono entrate con ottima aggressività in difesa, però forse qualche tiro sbagliato, qualche penetrazione subita, Montecchio sembrava un po' poter rientrare in partita. In questo momento poi invece divario di 20 punti, non dice che la situazione è completamente chiusa, però può dare qualche tranquillità in più a coach Minincleri, a Marco Finco e Ugo Bazzo, che siedono sulla panchina coneglianese. E poi siamo tranquilli anche noi, perché è appena arrivato via messaggio la promessa di uno spritz di un tiramisù alla prima occasione in cambio dello spritz. E allora anche a questo punto il canestro di Arianna Rigele ci preoccupa fino a un certo punto. Esatto, un po' meno, diciamo. Un po' meno di quello che potrebbe. Gioco a 2 tra Sponchiado e Maschietto, poi Maschietto triplicata. Un po' di botte dentro l'area, poi Lazzari, ma poi esce col pallone baruffato, e poi, usando bene la finta e il movimento di passo e tiro che gli allenatori una volta insegnavano, va a appoggiare da sotto, sbagliare, prende il proprio rimbalzo. Rigele ancora da 3 punti, una parabola infinita, ma a rimbalzo ancora Montecchio, ancora la prova da 3, poi Zanardo dice no, adesso per favore prendiamo una forchetta, fermiamo questa palla, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi per Giorgia Magic Zanardo. Ah sì, Giorgia si è piantata lì, ha creato un fortino attorno al suo corpo e non poteva essere che sua questa palla. Veramente ottimo posizionamento di Giorgia. Solo rete, il primo tiro libero, vediamo sul secondo. Prepariamoci a prendere il rimbalzo. È buono anche il secondo e torna a più 20 il vantaggio di Conegliano, 1:23 dalla fine del terzo quarto. Uomo per Conegliano, Tognazza che si gira bene, mette un tiro tutt'altro che semplice, e poi ancora la difesa a tutto campo di Montecchio. Meno male che l'arbitro vede questo fallo, perché Sponchiado non si era messo in una bella No, situazione. Sponchiado stava finendo proprio in quel punto del campo dove non batte mai il sole, come si dice. Ma effettivamente il movimento di accompagnamento con la spalla c'era, e secondo me l'arbitro qui ha fischiato correttamente. Sfortunata Marta sul primo tiro libero. Lungo secondo, si nota rimbalzo, Maschietto cerca di contestare la palla, poi si va ben oltre il regolamento del gioco della pallacanestro. Beatrice Fini subisce fallo. Beatrice Fini 2009 comunque, alla faccia della gioventù, in lunetta. È lungo il primo per lei, forse anche un po' di emozione. Mette il secondo, brava Beatrice. Continua di nuovo con la pressione molto alta Montecchio, riesce a venire al di qua della metà campo Conegliano. Adesso Elena Lazzari che prova a sfondare, ma trova l'opposizione avversaria, non riesce a trovare la coordinazione per una conclusione. Dall'altra parte subito Montecchio, molto bene, chiusa però da Conegliano. Qualche contatto direi, ma vabbè, una fase della partita così.
Ecco, adesso Diciamo, così, se vogliamo forse- proprio dare un consiglio alla coppia arbitrale, magari forse un buttare lì un fischiettino fischio in più per calmare gli animi, Esatto. perché poi è No, si tutta sta una presto, reazione, poi, esatto. si rischia Perché di a farsi un'azione corrisponde una reazione male. uguale al uguale contrario. Comunque veramente l'intensità di Montecchio è interessante. Fabri sta togliendo l'ossigeno a Conegliano nella creazione delle azioni d'attacco. Sì, sta mandando Conegliano fuori, diciamo, da quelli che possono essere i propri ritmi, i propri canali di gioco, e stiamo entrando un po' in confusione. Adesso Marschietto, spalle a canestro, che va a pescare un fallo, quasi anche un canestro. Si è mossa molto bene sulla linea di fondo Marta, ma ha costretto il fallo Arianna Righere. È passata proprio su un fazzoletto di parquet libero che c'era tra l'avversaria e la linea di fondo. Da parte Marta ha una rapidità incredibile a livello di piedi, proprio ha sempre avuto questa caratteristica che la rende difficilmente marcabile. Questi movimenti, poi fa anche un 2 su 2 per portare Conegliano a 61 punti contro i 42 di Montecchio a 10 minuti dalla fine della partita. Allora Fabri, noi ricordiamo adesso agli amici che ci seguono da casa di iniziare a votare, perché il pubblico sta portando dei pizzini con i nomi o con i numeri delle giocatrici che potrebbero vincere l'MVP, e stiamo facendo un bel cumulo di pizzini. Però mandateci anche i voti da casa. Sono 260 i posti a sedere del Palla BFC confermati dalla Guardia di Finanza, La Guardia di 260 Finanza e dal notaio. e dal notaio, e abbiamo perso 2 spritz perché abbiamo messo in palio uno spritz, è arrivato un voto a 2,50, uno a 2,70, tocca pagarne 2. Poi Più gli altri due, è arrivato un voto da 800 degli posti, 800, quindi che quello si è meritato 2 spritz di default. E quindi bene, va bene. Allora, linea ai nostri sponsor. Ci siamo. Sta per iniziare il terzo quarto di una partita che vede Conegliano avanti di 19. Una partita importantissima per Conegliano, perché se la portiamo a casa andiamo appunto a fare i playoff per la promozione in Lo A2. dicevamo, Quindi un risultato storico, diciamo storico. che, diciamola tutta, non era neanche un obiettivo così Sì, a breve era termine quello perché della dai, società, sì, vabbè. diciamolo, Sì, cioè, tutti così, dai, vabbè. E diciamo Certo, pure certo, che certo. poi gli infortuni durante l'anno sono stati tanti. Attualmente ricordiamo l'infortunio di Silvia Ostan, di Giulia Vettori, di Aura Minincleri, l'infortunio anche di Luna Giuliano durante l'estate, che ci ha privato di questa giocatrice fondamentale per tutto il campionato. Quindi sicuramente le ragazze hanno fatto più di quanto chiunque si potesse aspettare, le ragazze e lo staff ovviamente. Sì, e soprattutto Fabri, lasciamelo dire, è stato molto bello vedere come di fronte all'assenza di ogni singolo atleta poi si è riusciti a reinventarsi un gioco per permettere di sopperire a questa assenza, e su questo insomma. Ma sai, questa è stata secondo me una bravura dello staff tecnico, che ha saputo comunque riorganizzare la squadra, riorganizzare il gioco in funzione delle giocatrici che c'erano a disposizione di volta in volta, ma anche una bravura da parte delle giocatrici che hanno accettato e hanno saputo assumere ruoli diversi rispetto a quelli esattamente. per cui Ricordiamo tante volte dal pubblico magari
ci chiedevano perché Antonello play, Esatto. perché Infatti, questo, perché l'altro. hai Ma letto sicuramente quello a cui stavo pensando, per dire, no? ma sai, sono delle situazioni in cui sicuramente c'è una predisposizione da parte delle atlete poi al gioco di squadra e a sacrificarsi e saper interpretare ruoli diversi, ma anche un lavoro probabilmente che è stato fatto anche a livello mentale per creare un ambiente che permettesse questo tipo di sinergia. Adesso intanto Magic Zanardo ha provato a resistere a un possibile ritorno con un braccetto un po' alzato, ma poi ha fatto... Poi in realtà ha fatto infrazioni di passi, sì. ma diciamo che aveva un po' anticipato quel contatto lì e si è sbilanciata. Beh, diciamo che più che infrazione di passi sembrava quasi che stesse ballando l'Alligalli. Però Marta Maschietto legge con grande capacità di anticipazione tutto il gioco delle avversarie, va a rubare un pallone. Adesso muove bene la palla. Giulia Tronchini in campo, era anche nella sua piastrella, ha rinunciato al tiro per riaprire il gioco. Adesso bella ancora la circolazione di Conegliano, ottima l'idea di servire Capitana Amabiglia libera fuori dai 3 punti. Poi Amabiglia sbaglia il tiro, cerca di andare comunque rimasta in attacco contro Anna Capuzzo, quindi con non grandissime possibilità di successo. Buon tiro di Montecchio qui. Sì. E poi un fallo, forse anche un po' di frustrazione sicuramente. da parte di Capuzzo, credo, sì, è il quarto fallo su Marta Maschietto. Allora Fabri, intanto iniziano ad arrivare anche i primi voti via chat. Antonella avvantaggiato vota per Rossana e d'altronde è sicuramente uno dei nomi caldi Sì. che abbiamo qui. Certo. Anzi, però il problema è che ci sono tanti nomi caldi, fa da scottarsi le dita qui nello scartare i pizzini che ci stanno arrivando. Ma io credo che sarà una lotta proprio fino all'ultimo secondo di questa partita. Ma sì, è comunque il fatto appunto che oggi ci stiamo un attimo, la partita lo permette, stiamo un attimo dilungando per parlare del gruppo e lo facciamo non perché oggi ci va così, ma proprio perché è un dato di fatto. No, ma guarda, vivendo anche un po' la squadra in parte dall'interno, perché insomma comunque seguo gli allenamenti e vivo diverse ore con questo gruppo. Il lavoro che viene fatto durante la settimana e l'atteggiamento di tutti quanti, ripeto, a partire dallo staff, ma anche e soprattutto da parte delle giocatrici, è sempre di grande disponibilità. È una cosa che abbiamo riconosciuto loro, proprio parlando anche recentemente con la squadra, perché non è una cosa che è scontata. Allora, come diceva Michael Jordan diceva che con il talento si vincono le partite, ma con il lavoro di squadra si può arrivare a dei risultati ancora migliori, giusto? Sì, questo è assolutamente vero. Sponchiato gioca a 2 con Maschietto e Giulia Tronchin che prova il palleggio a rese tiro, viene sporcato il suo tiro probabilmente, poi sbaglia anche Magic Zanardo che aveva preso rimasta in attacco. Sarà rimessa per Montecchio a 7:43 sul 61-42. Zona per Conegliano. Ribalta al lato Montecchio, poi Del Frate che si arresta e trova un ottimo canestro dopo aver perso l'equilibrio, ma averlo anche recuperato. Sponchiato, viene raddoppiata, muove bene la palla. Zona per Montecchio, Maschietto in posto alto per Zanardo che riapre per Amabiglia dai 3 punti. Adesso è calata forse un po' anche la concentrazione e l'intensità per Conegliano. Sicuramente, però Fabio, la partita è ancora lunga, mancano 7 minuti, quindi bisogna saper rimanere con la testa dentro la partita. Zanardo
8 secondi sui 24, Zanardo serve Maschietto che riapre per Amabiglia, è corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo e poi Capuzzo va, diciamo, a sbracciare un po' il suo quinto fallo, va in panchina, anche questo è un fallo un po' di frustrazione. Sai, bisogna anche dire che poi però lì Fabrizio, prendi il rimbalzo, hai 3 persone e ti addosso, trovi addosso 3 che persone, ti mettono le mani cioè, sulle braccia e esatto. dappertutto. Tu che hai giocato lo sai. Certo, assolutamente. Tu che hai giocato lo sai, Fabri, non è semplice. Però qui di Conegliano oggi comunque Fabri sente l'odore del sangue. Sì, e questo te lo devo dire, mi è piaciuto perché le ragazze hanno capito l'importanza di questa partita e fino adesso l'hanno, secondo me, affrontata nella maniera adeguata, con la giusta concentrazione, ma anche leggendo le situazioni, eseguendo quello che lo staff in settimana aveva programmato, cioè di tenere alti i ritmi in un certo modo, di muovere la palla facendo chiudere la difesa e poi riaprendo la palla fuori per dei tiri aperti, quindi molto bene, sinceramente. Intanto continuano a lottare, entrambe le squadre sono in pallone, anche questo è molto bello, Fabri. Sì. Anche perché adesso, guardando anche la classifica, Montecchio di fatto è salvo a 28 punti, non ha la possibilità di entrare nella zona play-out, quindi non rischia di entrare in una lotta per la salvezza. Dall'altra parte non ha possibilità di entrare invece tra le prime due, quindi continuare la stagione per la formula di questo campionato. Però sta giocando, sta continuando a giocare, sta facendo di tutto. Sì, vediamo. Quindi onore. Tanto onore e si vede dalla partita di oggi quanto appunto possa essere uno specchio del buon campionato che ha fatto Montecchio, perché anche trovandosi sotto a volte anche di 20 punti non ha mai mollato niente e adesso infatti ha rosicchiato un pochino dello svantaggio e sta continuando a mettere in difficoltà Conegliano. Vediamo cosa si inventa Antonello, che riesce a liberare Amabiglia, trova da 3, lo mette e la mette il capitano, mette il suo ottavo punto per riportare a 20 il vantaggio coneglianese sul cubo del cambio. Emma Daidoni, Nortei si gira benissimo, bene e fa canestro. brava. Grande eleganza, grande coordinazione, molto brava questa ragazza. Maschietto per Tronchin, ancora zona Callegaro e ancora Amabiglia dai 3 punti, ancora un canestro per il capitano. Adesso probabilmente un fallo, diciamo, fischiato con qualche secondo di indecisione da parte dell'arbitro. Esce Marta Maschietto tra gli applausi, 13 punti, ma soprattutto un lavoro veramente grandissimo dentro l'area, grande lavoro da Capuzzo a prendere rimbalzi, grande attitudine Fabri, brava Livia qui a liberare bene la palla, molto possiamo bene. dirlo? Possiamo dirlo. Ok. E adesso un fallo da parte di Delfrate su Antonello e solo adesso il quarto fallo per Montecchio, che esaurisce il bonus. Rimessa laterale gestita da Amabiglia per Antonello, per Giulia Tronchi, bene per Gemma Daidone, per Amabiglia, palla ancora per Conegliano, 9 secondi alla fine, 4 giocatrici sul cubo del cambio per coach Callegaro. Rientra nella partita Fatima Jarawi, rientra anche Baruffato, rientra anche Brazzale e rientra anche Tognazza. Gemma Daidone attacca la linea di fondo, però poi l'attacca troppo e pesta proprio la linea. Rimessa per Montecchio, 4-19, 46-67.
Brazzale serve Nortei, che serve molto bene Tognazza, che segna altrettanto bene dal cuore dell'area. Bellissima azione qui di Montecchio, adesso è Antonello che porta avanti la palla, prova a liberarsi dalla pressione sempre molto asfissiante delle giocatrici in arancione e nero. Adesso Emma Daidone che attacca forte, si gira, peccato, meritava il canestro. Si è girata bene, aveva chiuso bene con la mano sinistra. Baruffato da 3, non colpisce neanche il ferro. Baruffato oggi ha fatto tanti tentativi da 3, non so se ne ha segnato uno, ma non credo. Invece ha giocato molto bene quando ha attaccato il canestro, per esempio. Allora, ti dico, credo che sia anche reduce da un infortunio, perché è stata in forze fino alla fine. Ho sentito dirigenti di Montecchio solo alla fine ci hanno dato la conferma della sua presenza, e ancora Daidone a segnare da Daidone lo voleva questo canestro, sì. Da prima ce l'aveva, era rimasto qui sospeso. Ancora lei a rimbalzo, poi Antonello con la palla, campo aperto, perde un po' il possesso, l'arbitro dice che Gemma, mentre raccoglieva la palla, comunque stava saltando dalla metacampo difensiva con l'offensivo. Esce tra gli applausi ovviamente Veronica Antonello. Rientra in campo Ross Boccalato, zona coneglianese, non tutte le giocatrici erano a posto all'inizio, adesso siamo a posto. Baruffato va ancora a attaccare, chiude bene Daidone, poi a rimbalzo Ross Boccalato che lancia una specie di missile per Giulia Tronchin, che non riceve. Parabola infinita che si infrange sul ferro, però Nortei è rimasto in attacco. Adesso è un po' un tiro al bersaglio, esce Gemma Daidone con la palla, però poi ancora triplicata, ancora dei contatti, saranno due, no, sarà palla contesa, però questa volta credo che sia stata la partita con più palle contese, Fabri. Ma d'altra parte bisogna dire che Montecchio comunque non molla niente, raddoppia in tutte le zone del campo, è prontissima a mettere le mani sulla palla, quindi adesso Tronchin a perdere la palla, commettere fallo, sarà rimessa perché è il secondo fallo per Conegliano. Arrivano intanto gli ultimi voti per l'MVP. Ricordiamo anche che la squadra avversaria, nella persona di coach Callegaro, verrà premiata come di consueto con una bottiglia di Prosecco BOCG dell'azienda Bazzo Wine, sponsor dell'iniziativa. Grande iniziativa che viene molto apprezzata dalle squadre appunto ospiti che vengono a trovarci qui a Conegliano, e per noi è sempre un piacere, diciamo, anche avere la possibilità di sentire il termometro della situazione dagli allenatori delle squadre avversarie. Insomma, abbiamo avuto veramente, con questa iniziativa appunto promossa da Bazzo Wine, la possibilità di sentire cosa ne pensano di questo campionato, delle loro aspettative, e oggi volentieri chiederemo appunto un bilancio a coach Callegaro di questa interessante stagione da parte di Montecchio. Ultimo minuto e mezzo, va sul tubo del cambio anche Giorgia Zanardo. Brazzale da 3, si prova ancora, si lotta a rimbalzo, Capitana Amabiglia strappa la palla, poi una palla contesa, qualche scintilla in campo perché Jarawi sbraccia un po', è un peccato perché comunque la partita di fatto ha detto quello che doveva dire, non è il caso né di farsi male né di... sì, diciamo, secondo me in questo momento un time out potrebbe essere come un po' di ghiaccio che raffredda gli animi. Adesso ancora polemiche tra Gemma Daidone, che comunque
vuole avere l'ultima parola, ma gli applausi in questo momento sono tutti per Capitan Amabilia. 11 punti, ma tanta intensità, tanta difesa, tanta veramente un riferimento oggi in campo per le sue compagne. È vero capitano, che adesso è boccalato, andare a chiudere di fatto la partita, perché Fede chiudi le valigie perché si va a Codroipo. Questa località Amena, esotica della bassa friulana, però diciamolo, è un risultato storico per il basket femminile conegliano, che entra nelle 16 migliori squadre italiane a livello di Serie B femminile e va a giocarsi una cosiddetta finale nazionale. Ci sarà prima un girone a 4, poi l'eventuale accesso ai quarti di finale e appunto le prime 3 avranno la possibilità di salire in Serie A2. 40 secondi alla fine. Siamo emozionati appunto per questo momento. Guarda qua cosa fa Rosso. Boccalato dietro la schiena, Zanardo però va a fare fallo in attacco. E però c'è tutta la panchina coneglianese in piedi, perché ovviamente è un risultato. Vediamo coach Minincleri, coach Pinco che si abbracciano, si conoscono da una vita. È stato proprio coach Minincleri a insistere per avere il suo fidato vice allenatore qui con lui, assieme ovviamente a Ugo Bazzo, storico allenatore del BFC. Ovviamente grandissimo lavoro da parte di questo staff, grandissimo lavoro. Ultimi secondi, si finisce così, 71-48. Basket femminile conegliano raggiunge un obiettivo che non era assolutamente pronosticabile all'inizio del campionato. Un grande complimenti ancora allo staff tecnico, al direttore sportivo Stefano Arredi, che ha costruito e ha seguito e coccolato questa squadra fino ad ora, a tutte le giocatrici ovviamente e a tutto il pubblico che le ha sostenute dal Pala BFC e anche da casa fino adesso, ma ovviamente il bello comincia adesso. Sì, è veramente un momento emozionante, Fabri. Stiamo seguendo questa squadra, chiaramente siamo coinvolti, tu soprattutto, ma insomma tutti noi tifosi veramente tanto, e ci godiamo questo momento con la musica di Tommy e andiamo a intervistare la squadra di Montecchio e a contare tutti i voti. Sì. Intanto intervistiamo Andrea Callegaro. A tra poco.
Sì, non ti preoccupare se si sente un po'. Allora, siamo qui con Andrea Callegaro. Andrea, una bottiglia di Magnum Vazzo Wine messa in palio dal nostro sponsor. Noi le regaliamo sempre agli allenatori delle squadre ospiti e ci fa piacere anche sapere la tua opinione. Insomma, Montecchio quest'anno ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative. Anche oggi, nonostante uno svantaggio che si è creato, comunque non avete mollato mai, quindi è il momento di fare un po' anche un bilancio per questa tua squadra. Sì, abbiamo fatto un campionato sì, al di sopra e secondo me si sono visti dei segnali già l'anno scorso quando, pur arrivando ultimi nel girone di ritorno, avevamo cominciato a cambiare marcia, e quest'anno appunto con degli inserimenti nuovi e le ragazze dell'anno scorso che sono cresciute tutte, si è visto il miglioramento sul campo, quindi anche con risultati. In effetti basta un miglioramento di 2, 3, 4 giocatrici per far salire il livello della squadra. In effetti siamo diventati competitivi anche con squadre medio-alte, e abbiamo fatto una serie di 8-9 vittorie di fila che ci hanno permesso di stazionare nelle posizioni alte fino a due settimane fa. Insomma. Sì, quindi loro hanno fatto un campionato notevole e rimane appunto la soddisfazione appunto di essere migliorati tanto anche come posizione di classifica rispetto all'anno scorso. Assolutamente, abbiamo visto anche un grande atteggiamento senza mollare mai, e quindi da parte nostra un grande in bocca al lupo per la vostra prossima stagione e alla prossima, arrivederci. Ai microfoni di Federico, perché l'MVP questa sera è la squadra, è il basket femminile conegliano. Io il libro lo consegno al capitano, quindi una paginetta a testa. Adesso poi facciamo un riassunto. Allora Claudia, oggi per noi era quasi impossibile determinare un MVP, sono arrivati un sacco di suggerimenti dal pubblico che ci segue da casa, un sacco di suggerimenti dal pubblico che ci segue qui al palazzetto, c'erano un sacco di nominativi e allora il premio va proprio alla squadra. Oggi si scrive un pezzo di storia, eh? Dove andiamo quest'estate? In teoria a Codroipo, se non cambiano, ai playoff nel dubbio. E allora, oggi è una giornata storica perché basket femminile conegliano va ai playoff e adesso io lascio il microfono al capitano che raccoglie un po' di urla. Allora andiamo da Gemma. No. Allora dobbiamo avviciniamoci intanto. Possiamo prima fare la foto? Ok. No, aspetta, ma col microfono? Sono timida. Aura. Sono fiera di voi. Allora, sono più brave a basket che con le interviste, giusto? Sicuramente non davanti a tutta questa gente che ci guarda. Allora, tutta questa gente, e quelli che vi guardavano da casa, sai quanti sono? 200. 2000, noi per 200, io e Fabrizio non ci spostiamo neanche da casa. No, veramente, oggi è difficile fare delle domande, però quello che è emerso evidente a tutti è che siete una squadra che sa aiutarsi e sono cambiate tante situazioni durante tutto l'anno, avete saputo sempre adattarvi e trovare il meglio. Oggi una partita che ha rappresentato proprio la coralità di questo gruppo
e quindi io sapete cosa c'è, non ho nessuna domanda da farvi, andate a festeggiare questo risultato storico. Bene, e sulla premiazione di tutta la squadra del BFC come MVP non possiamo che darvi appuntamento alla prossima partita a Bolzano il 2 maggio alle ore 18, la penultima partita di campionato, e per l'ultima campionato BFC contro Lupe San Martino di Lupari il 9 maggio alle 18:45, sempre qui al Pala BFC o sempre qui collegati su Tele BFC. Allora, Fabrizio Torazza, Riccardo Radio, Double T e Federico Kais, che è giù in campo con le giocatrici, vi salutano, vi augurano una buona festa della liberazione ancora e vi danno appuntamento alle prossime partite.